Salutato prima. Quello americano che fa le grosse. C'è l'altro parte. Che lì dopo di questo 10. Amici sportivi, benvenuti al Comunale di Via Corte a Vestena Nova, una sfida di alta quota e non solo perché siamo a 515 metri sul livello del mare qui a Vestena, ma perché oggi il Vestena Nova ospita niente meno che la Clivense ed è primo in classifica con 16 punti, con 5 vittorie e un pareggio. La Clivense ne ha giocata una di meno, però le ha vinte tutte e 5 con 61 chilometri, pensate a dividere questi due paesi, questi due quartieri. Insomma, Vestena Nova, questo paese da 2500 abitanti, il Chievo, come sapete, ne ha poco meno del doppio. Non ci sono ancora i giocatori in campo, possiamo però darvi le formazioni e poi andremo anche con qualche nota di colore. Naturalmente potete immaginare quanto sia una giornata di festa oggi in questo paese qui in altura, con il pienone, semplicemente tutto pieno. Sono arrivati sia
i tifosi del Chievo pochi istanti fa, preceduti di pochi minuti da quelli del Vestena, che non hanno nulla da invidiare, sia sul piano forse addirittura numerico. Oggi sono almeno una settantina, più quelli che sono arrivati adesso naturalmente dal North Side, con un totale, abbiamo contato, di circa 400, ma forse anche di più tifosi sugli spalti qui del Comunale. Le squadre stanno entrando in campo, tra un po' ve le presentiamo, andiamo prima in pubblicità. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci di nuovo in diretta dal Comunale di Vesternanova, amici del calcio dilettantistico. Oggi si respira veramente un'atmosfera pazzesca, si respirano anche dei fumogeni, dobbiamo dire, è vero. Sto parlando con Andrea, uno dei due tecnici insieme ad Alex di Avelia, che ci permette di vedere oggi questa partita tramite la diretta di Facebook su Teleradio Adige e sul canale digitale terrestre del 640 e anche naturalmente in streaming su radioadige.com. Spalti assolutamente gremiti, squadre che sono entrate in campo ma non le vediamo perché, amici spettatori, sono un po' coperte da questa muraglia umana che è appollaiata letteralmente sugli spalti, così come anche Alex, il nostro tecnico, è appollaiato addirittura sul tetto del suo furgone di Avelia, però un pochino lo invidiamo perché almeno può vedere bene la partita. Noi siamo addirittura dietro anche una rete, ma questo è calcio dilettantistico, questa è terza categoria, questo è Vesternanova Clivense, davvero una partita che mette in palio in tutti i sensi il primato di questo girone, il girone B della terza categoria. Poi si giocherà alle 17 l'altro anticipo di questa 12ª giornata, quello tra Virtus e Corbiolo, mentre domani alle 14:30 completeranno il quadro Atletico Squarà Zaigo Losine, Borgo San Pancrazio Arena, Crezi Edera e San Zeno Soave, con turno di riposo per il Pozzo. Giocatori che si stanno accomodando anche sulle rispettive panchine. Allora noi possiamo anticipare le formazioni con l'arbitro, che è il signor Bellotti, se leggiamo bene sulla nostra distinta. Il Vesternanova capolista è in campo con Agresti, Grimaldi, Pagani, Ferrari, Melchiori, Cengia, Tomiozzo, Fabbrini, Camponogara, Diego Confente e Bomber Oresti. 6 gol, capocannoniere anche del girone. Panchina con Pianetti, Carradore, Ambrosi, Munaretti, Soprana, Presti Filippo, Mirko, Confente, Soave e Perazzolo. Il mister è Moreno Beltrame, ex giocatore del San Giovanni Ilarione classe 84. La Clivense risponde con Pavoni tra i pali, poi Vallese, Motta, Beneduce, Castellucci, Tenuti, Mehmedi, Vitale, Anastasi, Pasinato e Bomber Inzerauto. Per lui 5 gol all'attivo finora. Panchina con Squizzi, De Pani, Felici, Davi, Cavallaro e Olivieri.
assenze importanti in entrambe le squadre. Nel Vestena mancano Damini, Fracasso, Panarotto e Zonin, che oggi compie 23 anni, auguri. Nel Clivense c'è il team influenzato e poi ci sono dei problemi per Facciolo, De Matis e Gasparato ha un problema al soleo. Eccole le squadre in campo, la Clivense per la prima volta con la maglia granata e il Vestena Nova invece ha una casacca gialla con pantaloncini e calzettoni blu, se vediamo bene dalla nostra postazione. Il fischio del saluto e la torsida bianco-verde dei tifosi di casa, la prestigiosa RGV, che sta per reparto geriatrico Vestena Nova. Ci raccontava prima il presidente Ivan Cerato, addirittura sono tutti giocatori che sono nati come gruppo, pensate, di Ultra, infortunandosi, praticamente non potevano giocare, andavano a pranzo qui in trattoria vicino a mangiare i piatti tipici come l'esso con la pearà e il rosto, questo spiedo locale con gli uccelletti, la pancetta e la coppa, e oggi anche in orario di pranzo si sono ritrovati con il North Side della Clivense, scusate, e hanno naturalmente fatto una sorta di terzo tempo anticipato, chiamiamolo tempo zero magari per anticipare quello del rugby. Adesso c'è, pensate, una fumara, una nebbia allucinante, non riusciamo a vedere nemmeno il cerchio di centrocampo. Questo è il clima che si respira. Alla nostra sinistra a pochi passi c'è il presidente Sergio Pellissier con i suoi bimbi e il suo meraviglioso cane, e tutto è pronto per questa sfida che vede prima di tutto il saluto delle due formazioni con un pallone messo al centro del campo, con un bel pallone giallo che dal nostro punto di vista aiuta in quanto eviterà questa fumara. Il fischio d'inizio, lo ammettiamo, non abbiamo fatto in tempo a farci dire per cosa, ma rimedieremo nel corso della telecronaca. Eccolo il calore del pubblico con la partita che inizierà a breve, ed è una partita che, come abbiamo detto, mette in palio il primato del girone in una festa di paese assoluta. Ci diceva il presidente Ivan Cerato prima della gara, adesso è andato a lavorare a una macelleria qui in paese, non può seguirla, la seguirà magari con la nostra diretta. Ci raccontava che è praticamente tutta la settimana che si preparano a questa grandissima festa e veramente il pubblico e l'atmosfera sono all'altezza, se non sopra. Fischio d'inizio con il giocatore numero 9 Camponogara sul pallone, ceduto all'indietro, quindi il primo possesso palla è del Vestena Nova. Subito aggressivo Vallese, che oggi rientra da un infortunio e strappa il pallone sulla fascia di competenza. Sottofondo con cori dei tifosi, speriamo davvero che possiate sentirlo. Finisce a terra qui Inzerauto, stretto a sandwich anzi scusate, era Oresti, stretto a sandwich da due giocatori, e quindi primo fallo per il Vestena. Pallone in avanti per Confente, cerca il traversone, trova il primo calcio d'angolo della partita dopo meno di un minuto. Il Vestena Nova in attacco, come dicevamo, visuale davvero limitata dalla nostra postazione, ma per fortuna c'è il monitor di servizio che ci viene in soccorso come negli stadi più importanti. Palla in mezzo, svetta Anastasi, e la Clivense può andare con la prima azione pericolosa della partita. Attenzione sulla destra, palla in mezzo per Inzerauto davanti al portiere, Inzerauto! 78 secondi e la Clivense è in vantaggio. Subito un'azione di contropiede con Pasinato che si è portato via il pallone sulla fascia. Ha servito questo cioccolatino a Inzerauto, che ha dovuto fare i conti più che con la difesa avversaria, con i rimbalzi del terreno di gioco, e ha portato subito avanti la Clivense al secondo minuto di gioco su assist di
Pasinato per Inzerauto, è il 6º gol in stagione. Artigliato quindi bomber della squadra avversaria, Oresti, che adesso cercherà sicuramente di reagire in vantaggio, mentre ci viene comunicato la notizia che vi dicevamo in precedenza, ovvero il minuto di silenzio è stato legato ad un lutto della dirigenza del Vestenanova. Attenzione ancora alla Clevense in avanti con un leggero affanno da parte della difesa locale. Dicevamo, scusate, merita questo momento perché vi dovevamo il motivo del minuto di silenzio è relativo ad un lutto occorso nella dirigenza del Vestenanova. Subito rotto il ghiaccio allora per la Clevense, che in questo momento scavalca il Vestenanova e si porta in testa alla classifica. Vedete, nemmeno dal monitor si riesce a vedere chi batte questo fallo laterale, palla in mezzo, poi rinviata dalla difesa bianco-verde, oggi in tenuta giallo-nera. Tocco all'indietro da parte di Motta per Pavoni. Non è poi alzato, attenzione, e ancora Motta sbroglia una situazione pericolosa con Fente, che era minaccioso in area di rigore. Secondo calcio d'angolo per il Vestenanova, che proprio sugli sviluppi del primo ha subito in contropiede il gol dello svantaggio. Dalla bandierina ancora Confente, che sembra il giocatore più attivo in questo avvio di gara per i suoi. Alza la mano, chiama uno schema, poi palla in mezzo e il tocco di testa da parte di Camponogara, pallone che se ne va sopra la barra trasversale della porta, difesa da Pavoni. 1-0, siamo, amici sportivi, al minuto numero 4 in corso, con la Clevense in vantaggio. Grande entusiasmo avete visto e sentito sugli spalti per questo vantaggio flash della squadra ospite. Il via lungo di Pavoni oltre la linea di metacampo, stacca di testa Ferrari, ancora Confente, anticipato, poi palla che resta lì, arriva Mehmedi, ma la sfera termina fuori proprio nei pressi della panchina di mister Allegretti, che dà indicazioni. Castellucci cerca di evitare il fallo laterale, si lotta adesso a centrocampo con il fallo fischiato ai danni di Pasinato. Pasinato, autore della splendida cavalcata sulla fascia destra che ha portato poi al gol di Inzerauto da solo di fronte ad Agresti, che nulla ha potuto di fronte al tocco leggero dell'attaccante della Clevense. Lancio lungo di Vallese su Anastasi, anticipato ancora da Ferrari. Lancio in avanti con Motta, che riesce in qualche modo a liberare, ma la palla termina fuori e quindi attacca ancora il Vestenanova, che pare comunque vivo e in partita. Sulla destra, attenzione all'area di rigore, palla in mezzo, il destro e poi quasi una parata di un giocatore che si è immolato. Adesso cerchiamo di rintracciare chi è stato. Azione molto pericolosa per il Vestenanova. Traversone messo fuori. Un vero sacrificio quello del giocatore della Clevense, che si è lanciato a corpo morto sul pallone, impedendo di fatto la battuta a rete da parte dell'attaccante del Vestena, che era a botta sicura. Ancora il Vestenanova in attacco, sempre dalla fascia destra. Confente, attenzione allo scambio, ancora la palla in mezzo, ancora Vallese mette fuori con un certo affanno adesso la difesa ospite su questi attacchi della squadra di casa, spinta del suo pubblico. Traversone deviato e poi ancora un tentativo da parte della squadra di casa, con sfera che termina fuori, nulla di fatto. Pavoni può andare al rilancio e la Clevense può riorganizzarsi.
Ci raccontava il fondatore, uno dei fondatori della società di casa, lo storico Pasqualino, che proprio nel 93, l'inaugurazione di questo impianto, vide la partita tra il Vestena Nova e il Chievo di allora, naturalmente così si chiamava, insomma, per aggiungere, se ce ne fosse bisogno, altro tono di romanticismo. Ennesimo duello aereo tra Anastasi e Ferrari, anche stavolta la vince il giocatore di casa. Inzerauto, palla in mezzo, c'è fuori gioco, quindi Pasinato, inutile il suo tentativo di guadagnare il fondo. E quindi l'arbitro, che è il signor Leonardo Bellotti, come ci è stato comunicato gentilmente dall'ufficio stampa del Clivense, ha fischiato il fuorigioco. Rinvio di Agresti. Ancora dalle parti di Confente, che subisce fallo per la pressione di Vallese, giocatore giovanissimo, classe 2003. Sul pallone Melchiori, che pare intenzionato a lanciare con il sinistro in the box. Sottofondo sempre con tifoserie attivissime. Parte Melchiori, sinistro in aria, messo fuori, e poi addirittura Inzerauto a liberare. Ancora Melchiori, sbaglia però, innesca Pasinato, che viene rimontato molto bene questa volta da Fabbrini. Rilancio preda dei difensori della Clivense, e poi si lotta a centrocampo con palloni alti. Ennesimo intervento di Pasinato, che è l'uomo ovunque della Clivense in questo avvio di gara, però Bellotti ferma tutto e decreta il calcio di punizione per il Vestena Nova. Sul pallone come sempre Melchiori con il destro. Palla in mezzo, colpo di testa a liberare, poi ancora Pasinato, riesce in qualche modo a servire Anastasi, che ha una bella idea, imbeccando sulla sinistra di prima Inzerauto, che corre sulla fascia, riesce a tenere probabilmente il pallone in campo, la mette in mezzo, poi libera provvidenzialmente il numero 3 Pagani e sboglia una stazione che Inzerauto ha davvero innescato dal nulla con un traversone molto insidioso dal fondo. Pallone in aria, pallone a campanile. Agresti mette un po' di ordine, forse riesce a impossessarsi della sfera, poi a chiamare tutti su. Pallone colpito con l'esterno destro, sfera che gira, colpo di testa di Motta. Ancora Motta, palla sul sinistro, rinvio basso, trova meravigliosamente ancora Pasinato tra le linee. Pasinato vince un rimpallo, poi un dribbling e un calcio di punizione per l'intervento di Cengia, che lo stende davvero migliore in campo finora in questi primi 10 minuti. Pasinato, non solo per l'assist, per la corsa, per la qualità, per la difficoltà anche di gestire il pallone sfera a terra in un campo che tutto è fuorché un manto da biliardo. Ci sono adesso Castellucci e Motta, il primo con il destro, il secondo con il sinistro. La finta di Motta, quindi incombenza per Castellucci. Buttata in mezzo ancora con il colpo di testa, e poi il contropiede guidato da Confente, che viene inseguito. Riesce in qualche modo a seguire la situazione vitale, poi sbroglia la matassa. C'era anche Fabbrini pronto in agguato. Vestena che attacca a testa bassa in qualche occasione, gli è costata cara nel secondo minuto, perché ha preso addirittura in contropiede su calcio d'angolo il gol dello svantaggio. La partita è comunque equilibrata, adesso sembra quasi premere di più la formazione di casa, con la Clivense che gioca in ripartenza. Colpo di testa di Beneduce, che è stato il giocatore che prima vi avevamo detto essersi immolato in quel salvataggio provvidenziale in area di rigore. Calcio di punizione guadagnato invece da Tomiozzo, e ennesimo tentativo di far pervenire la sfera in area di rigore. Confente, lo stop di petto, poi attorniato nella gabbia delle maglie amaranto.
qui finisce giù un giocatore del Vestena. L'arbitro fa segno che non c'è calcio di rigore, si era dentro l'area, era Camponogara che è andato giù forse in modo un po' leggero sulla pressione degli avversari. L'arbitro era ben posizionato, ha fatto subito segno di proseguire, naturalmente fa un po' ridere sottolinearlo, ma qui VAR, c'è un ottimo bar, ma il VAR non c'è. Con le mani, palla in mezzo ancora per i giocatori del Vestena, alla caccia del pallone. Pasinato si stava impossessando della sfera, c'è stato un calcio di punizione però per un fallo fischiato contro Oresti. Oresti dunque che è stato raggiunto da Inzerauto a quota 6 in vetta alla classifica cannonieri di questo girone B di terza categoria, che poi avrà un altro anticipo alle 17 con la gara tra Virtus e Corbiolo. Virtus che è al momento quarta in classifica, Corbiolo è qualche punto più sotto. Solita zona d'ombra per noi che non vediamo chi batte da sotto il muretto. Si lotta a centrocampo, Cingia all'indietro, Ferrari. Altro fallo, aggressiva la Clivense, non permette ai giocatori in maglia gialla di girarsi quando sono spalle alla porta. Pronto Ferrari, lancio lungo per Pavoni che fa su il pallone, nessun problema per il giocatore che ha fatto le giovanili nel Chievo. Attenzione al colpo di testa di Anastasi che ha avuto una buona occasione qui, addirittura sul rinvio del suo portiere. Agresti non ha avuto difficoltà nell'abbrancare in presa e andare al controrilancio. Palla altissima e come sempre rotante, a vuoto tutti. Poi Confente indemoniato anche su questo pallone, grande carica agonistica per il numero 10 del Vestena Nova. Siamo verso il quarto d'ora di gioco, 1-0 per la Clivense qui a Vestena Nova in una partita gradevole, equilibrata. Gradevole anche la temperatura, non ve l'abbiamo detto, c'è veramente una giornata classica tra fine primavera e inizio autunno. 15-16 gradi, possiamo stare tutti senza giacca. Fallo ancora per il Vestena, sempre in quella zona del campo, dimostrazione anche di una certa aggressività da parte dei giocatori della Clivense in quella fetta di campo. Pagani, intenzione di innescare Confente, attenzione che resta nel suo sinistro e Vallese può con tutta calma rallentare un po' i ritmi, perché Vestena quando ha il pallone ha quasi frenesia di farlo pervenire all'interno dei 16 metri avversari. Pavoni, rinvio, ennesimo colpo di testa di Ferrari. Attenzione ad Anastasi, bello il tocco sulla destra per Mehmedi, in aria Mehmedi, Pasinato, il piattone a centimetri del raddoppio. La Clivense con questa bella azione, molto bella davvero, con tutto di prima, sfera anche difficile da gestire perché sempre alta. Occasione per Pasinato che avrebbe così sigillato una prestazione fin qui ottima. Frattempo, per chi fosse interessato, anche seguendo la Serie A, siamo sull'1-1 tra Atalanta e Lazio. Al gol di Pedro per gli ospiti ha risposto Duvan Zapata. Camponogara, lancio lungo a cercare Tomiozzo, impegnato in sfida con Motta. Rimessa lunga, ancora Pasinato, stavolta sbaglia lo stop e poi ottimo davvero il lavoro del centrocampo biancoverde. Grimaldi, pressato, si gira bene
e resiste la carica. Forse c'era un fallo qui, ma si prosegue anche perché la palla è ancora della squadra di casa. Pasinato fermato, rinvio lungo, poi Ferrari sempre molto ordinato, almeno nelle intenzioni, poi il campo permette ordine relativo. Confente numero, assolutamente, c'era fallo qui, ma Bellotti non è di questo avviso, ha fischiato poi il fallo invece sul numero 8 Vitale. Numero strepitoso qui di Confente, che si era liberato con un dribbling e tunnel del rispettivo avversario. Resterà solo nei nostri occhi questa azione perché non ha prodotto nessun effetto. Tenuti, tocco morbido in aria a cercare Anastasi che spizza molto bene, ancora Ferrari di testa. Cengia, prolunga, viene poi steso. Si è scontrato con un avversario. Gioco fermo e un po' di problemi per Cengia, che è rimasto a terra. Scontro con il capitano Vitale, numero 8. E adesso gioco fermo. Nel frattempo vediamo una curiosa statistica grazie agli amici di tuttocampo.it. Pensate, questa sfida, anche questa curiosità, il Vestenanova ha segnato 16 gol, ne ha fatti, pensate, 13 su 16 nel primo tempo, quindi una squadra che gioca e parte fortissimo. Al contrario, la Clivense ne ha fatti 13, naturalmente con una partita in meno, e 9 di questi 13 li ha fatti nel secondo, quindi abbastanza sbilanciata come sfida sul piano forse del pressing, della proiezione offensiva. Ennesimo spunto di cronaca in questa che sembra tutto tranne che una partita di terza categoria, a cominciare dal pubblico davvero di altissimo livello. È ripreso intanto il gioco, siamo nel corso del 20°, sempre 1-0 per la Clivense. Decide per ora il gol messo a segno dopo 70 secondi di gioco da Inzerauto. Pasinato, fermato in modo energico ma regolare da Cengia, che si è ripreso. C'è ancora un fallo qui ai danni dei giocatori del Vestenanova. Qui momento un attimo di chiarimento tra Inzerauto e il signor Bellotti. Inzerauto sappiamo essere bomber di grande tempra agonistica, si è notato anche nel concitato finale della partita precedente in cui il Clivense ha vinto negli ultimi minuti contro l'Edera. Palla in mezzo, poi il colpo e il tentativo al volo da parte del giocatore del Vestenanova. Si trattava di Tomiozzo, che ha mandato però la palla quasi nel parcheggio dietro la porta di Pavoni. Dicevamo della partita precedente, la vittoria della Clivense per 5-1 sul campo dell'Edera, con il primo gol subito dalla squadra di Allegretti, mentre invece il Vestenanova è andato a vincere per 4-1 in un'altra storica Busa del centro di Verona, quella del San Zeno, con la doppietta di Oresti, gol di Fabrini e di Campo Nogara. 4-1 per la squadra di Beltrame. Traversone in mezzo per Anastasi che spizza, Cengia, poi messo giù ancora Oresti, che stavolta si lamenta. Spiegazioni tra il direttore di gara e Motta, che viene invitato a raffreddare un po' gli animi. Altro giocatore giovanissimo, davvero. La Clivense ha i due terzini in età verde, 2003 Vallese, 2001 Motta. Lancio lungo di Ferrari, ancora per Confente. Fa buona guardia lo stesso Vallese. Rivio lungo con le mani da parte del terzino destro della Clivense. A cercare Pasinato, palla troppo lunga, ancora Confente.
Un gioco alto ancora dentro l'area di rigore. Buon lavoro da parte di Oresti. Il sinistro forte in mezzo. Un tiro cross. Pavoni si accartoccia e mette in sicurezza la sfera sul tentativo di aggressione da parte di Tomiozzo, che era lì in agguato. 22 minuti, 0-1. Lancio lungo ancora per Anastasi. Ancora una volta la prende Ferrari. Poi Vitale. Inzerauto la mette giù, trova un filtrante, almeno così era nelle intenzioni per il compagno di squadra. Palla troppo corta. Si gioca sotto il muretto, zona d'ombra, non la vediamo. Altro campanile, sullo sfondo il vero campanile. Attacca il Vestena. Oresti, area di rigore, commette fallo, poi forse no, si gioca. Bellotti fa proseguire direzione di gara un po' all'inglese qua da parte del direttore, che non fischia tantissimo. Ne guadagna lo spirito agonistico, forse un po' meno il gioco, perché a volte si va veramente a sportellate. Qualche problema per un giocatore del Vestenanova, era forse Tomiozzo, che è rimasto a terra. È stato lui a farsi male nel tentativo di contrastare l'avversario, ma la palla resta nella zona d'attacco destra della squadra di casa. In una gara, ripetiamo, equilibrata, che può regalare ancora molti spunti, molte emozioni, diversi gol. Possesso di palla forse leggermente a favore dei padroni di casa. Clivense cerca di mettere ordine e ripartire, coprirsi bene. Ha rischiato in una sola circostanza, con quel salvataggio provvidenziale da parte di Beneduce. Area di rigore, Vestene in attacco. C'è forse un fuorigioco fischiato qui. Sì, un po' ingenua la squadra qui di Beltrame. E allora se ne va questo pericolo per la Clivense, con Pavoni che può rinviare lungo, magari rinnovando l'ennesimo duello tra Anastasi e Ferrari. Eccolo qui, e ancora una volta lo vince Ferrari. Bello qui il destro al volo di Vallese, che voleva servire Mehmedi. Centrocampo, Pasinato, subito aggredito, anche stavolta fa la cosa giusta. Castellucci, all'indietro per Pavoni, con sfera che rimbalza un po' pericolosamente sul terreno irregolare del Comunale. Pagani fa buona guardia, può rimettere ancora una volta con le mani, sempre con questi lanci lunghi, a volte a cercare anche con fente. Eccolo qui, la spizzata del, anzi era il 9, stavolta era Camponogara. Giocatori brevilinei per l'attacco del Vestena. Centrocampo, Pasinato, fermato, e poi il lancio molto bene qui tenuti. Anastasi è in fuorigioco, arbitro che aspetta, quasi un po' come in Serie A quando si vuole attendere l'eventuale intervento del VAR, che qui, come abbiamo detto, non c'è chiaramente. Ma si riprende con questo calcio di punizione affidato a Agresti, anzi a Ferrari ancora una volta. Inzerauto sulla sinistra, non trova Anastasi, si cercano molto i due protagonisti dell'attacco della Clivense. Nulla di fatto, se ne va anche questa azione quando siamo al 27esimo di gioco. Un po' fase di stanca, come si dice noi in questo momento, con le squadre che si sono un po' acchietate. Scontro qui a centrocampo, Pasinato resta giù, poi la rovesciata a cercare ancora con Fente. Vitale,
mette giù, ma ancora il Vestena che interviene, stoppa questa azione. Un po' acciaccato qui Vitale, si è scontrato con il suo omologo in centrocampo Cengia nella fattispecie. Li vedete al centrocampo tornare insieme, eccoli qua. Ancora Anastasi a cercare compagni dell'attacco che si mettono proprio nella zona dove non si vede, probabilmente un calcio d'angolo qui, perché dai movimenti dei giocatori intuiamo che si tratti di un calcio d'angolo dal fronte offensivo sinistro della Clevense. Ma tutto corto in aria. Fabbrini, attenzione perché poteva commettere un fallo in una zona pericolosa. Ancora calcio d'angolo con la Clevense che insiste, ma il Vestena Nova si difende con 10 giocatori adesso su 11. C'è solo Confente fuori dall'area, anzi è Camponogara. Ancora una volta li abbiamo confusi, fisico simile per i due robusti attaccanti della squadra di casa, mentre si è veramente moltiplicato il numero di persone sugli spalti, appollaiati ovunque. Palla lunga, il colpo di testa ad anticipare tutti da parte di Fabbrini. La mette giù Mehmedi, in aria il tocco, poi i tenuti, non riesce a tenerla Pasinato e sfuma sul fondo questa occasione per la Clevense, che però è tornata a fare capolino dalle parti di Agresti dopo qualche minuto in cui si spallonava così alla bella e buona a centrocampo. Arriva lungo del portiere del Vestena, solito batti ribatti aereo. Ancora Tenuti, davvero molto attento in ogni azione offensiva della squadra di casa. E poi c'è qui un fallo sicuramente da parte di Tenuti, che stavolta si becca il giallo. È il primo giallo della partita ed è anche, pensate curiosamente, il primo giallo del campionato per la Clevense. Tra l'altro Tenuti è curiosamente anche lo stesso giocatore che ha beccato anche l'unico altro provvedimento disciplinare, il rosso. Ricorderete nella partita spinosa vinta dalla Clevense sul campo della Zaigolosine. Tenuti fu espulso, poi Anastasi decise la partita nel finale e Tenuti adesso è anche quello che ha preso il primo giallo del campionato per la Clevense. Siamo alla mezz'ora di gioco. Sul pallone c'è Fabbrini con il sinistro, Cengia con il destro. Vediamo chi parte. Fabbrini, tocco sotto, messo fuori, poi in rovesciata ad allontanare Vallese. Pasinato cerca l'aiuto di Mehmedi, gestita così così questa possibilità offensiva per il Vestena, che poteva qui forse fare di meglio, tentare una soluzione direttamente in porta. Vallese con le mani, Anastasi, franco bollato dal capitano della squadra di casa, poi Pasinato lascia correre ancora Bellotti che fischia pochissimo. Ferrari, rinvio di sinistro, Beneduce si addormenta un po' e poi Oresti, ottimo lavoro, ancora Beneduce si fa perdonare e ferma l'attaccante e cannoniere di questo girone di terza categoria, insieme, come abbiamo detto, a Inzerauto, autore del gol che sta decidendo la partita. Ha messo a segno nel corso del secondo minuto di gioco su un bel contropiede orchestrato da Pasinato. Resta in zona d'attacco il Vestena con Fente sul limite dell'area, lotta furiosamente con Vallese, poi arriva anche a Beneduce in mezzo a due, va giù con Fente ma poi si prosegue e Tenuti ancora una volta libera. Anastasi stava per lanciare Mehmedi, ma il campo è finito, con mister Beltrame che invita i suoi alla calma, non mollare, c'è tempo, la squadra di casa è in partita. Clevense è sempre naturalmente pericolosa nel momento in cui può ripartire. Eccola qui, Inzerauto, attenzione,
con il numero 5 Inzerauto, area di rigore, Inzerauto, palla fuori, che occasione qui a sportellate. Inzerauto con Melchiori, che è sicuramente più pesante, è stato un po' bruciato il numero 5 dallo scatto dell'attaccante della Clivense, che era tallonato anche da un altro giocatore. Difficile forse fare di meglio qui, ma un'altra grande occasione per la Clivense, ancora una volta in contropiede. Situazione abbastanza curiosa, però il Vestena attacca e non ci sta. Ricordiamo che la squadra di Beltrame ha segnato 13 dei suoi 16 gol nei primi tempi delle 6 partite finora giocate. Abbiamo letto anche una munizione e un'espulsione finora in campionato per la Clivense, entrambe curiosamente proprio per lo stesso giocatore, tenuti appena ammonito. Mentre al contrario il Vestena Nova è una squadra che sul piano disciplinare, ecco, diciamo, non vincerà la Coppa Disciplina probabilmente, perché in 6 partite ha preso 12 gialli e un rosso. Ancora Pasinato, arriva Anastasi che va giù, stavolta Bellotti non può non fischiare e tira fuori anche il giallo, che credo sia indirizzato al giocatore che è a terra, il numero 3 Pagani. Si rialza Anastasi, mentre ancora Dolorante a terra, l'autore del fallo, che è stato superato in velocità dal lungo attaccante della Clivense, e poi gli è franato addosso, ma ha avuto la peggio. In campo i soccorsi per lui. (34esimo di gioco, amici sportivi di Teleradio Adige, a Vestena Nova per questa bellissima giornata di sport, come ci ha detto il presidente locale Ivan Cerato. Grande festa al di là, l'ho detto in anticipo, con il presidente della Clivense Pellissi al suo fianco, che annuiva al di là del risultato. Davvero una bella giornata di sport, di calcio, di festa, con le due tifoserie che sono andate a pranzo insieme qui in paese. Ancora molto dolorante Pagani, mentre si sta scaldando un giocatore della panchina locale, perché Pagani non è detto ce la faccia, infatti viene sostituito. Vediamo chi è. Sembra il numero 13, se non vediamo male. Ha avuto praticamente nemmeno il tempo di riscaldarsi, entrerà a freddo. Fortunato che la giornata non sia particolarmente rigida, anzi, lo abbiamo detto, clima gradevole, c'è ecco questa leggera brezza d'altura. Mentre sono terminate le lunghe operazioni di questo giocatore, che vi confermiamo essere il numero 13 Carradore. Federico Carradore, molto giovane, anche lui difensore classe 2000. Pasinato sul destro, palla in mezzo, messa fuori ancora da Ferrari di testa, calcio d'angolo. Per la Clivense, sempre da quella zona lì, in mezzo, messa fuori, si resta in area di rigore, pericolosa, poi un rimpallo che stava per favorire McMedi. Pasinato lascia la sfera a Motta, che cerca il traversone, trova l'opposizione della difesa locale, guadagna una rimessa con le mani, lunghissima, messa in mezzo, il rinvio definitivo poi da parte di Tomiozzo. Sbaglia qui Vallese, un po' di fretta nell'avventarsi sul pallone, ed eccolo il primo pallone toccato dal neoentrato Carradore. Lancio di Ferrari, troppo lungo per Tomiozzo.
Si alza la brezza, qui ci prendono in giro perché ci mettiamo la giacca. Capitan Fabrini con Fente, si è un po' spento negli ultimi minuti dopo una partenza molto interessante. Beneduce al rinvio, ancora un colpo di testa di Ferrari che davvero le ha prese tutte. Rinvio un po' sbilenco con il sinistro dalle parti di Vallese, che perde il confronto fisico con Camponogara. In mezzo a due fa la cosa migliore possibile, ovvero guadagna un calcio d'angolo con il Vestena che torna in zona d'attacco al 38esimo. Confente prende un po' di fiato perché ha corso tantissimo. Si sistema il pallone con intenzione di calciarlo a rientrare verso la porta di Pavoni. Eccola la battuta corta messa fuori da Anastasi, come sempre. Tomiozzo. E poi il lancio lunghissimo da parte di Grimaldi, con palla che forse è rimasta dentro il campo. Infatti c'è il controtraversone, attenzione, Confente fermato, poi rinvio, Anastasi può innescare il contropiede sulla sinistra, Inzerauto, stop di petto, area di rigore, controtraversone con il sinistro, giocatore a terra, attenzione a Mehmedi, e poi la parata di Agresti e Vestena che libera con un certo affanno. Alta azione pericolosa della Clemense, ancora in contropiede. Con calma Vallese per rallentare un po' i ritmi. Clemense che naturalmente ha tutta la calma del mondo. Lancio lungo in mezzo all'area. Anastasi, Agresti. Solito rinvio a giro del portiere del Vestena, la spizzata, poi Oresti ha toccato il pallone con il braccio, dice Leonardo Bellotti. Stavolta è Pavoni a incaricarsi del rinvio con il destro, pallone lunghissimo in area di rigore, forse direttamente fuori, così infatti qui calibrata male la traiettoria da parte del portiere classe 99, ex Legnago in Serie C. E allora ennesimo rinvio di un portiere, stavolta alla maglia verde del Vestena Nova. Cerchio di centrocampo, Pasinato, poi Mehmedi, Carradore, bello il suo lancio per Confente che supera in velocità Vallese, lo mette giù, qui c'è un fallo e un giallo inevitabile per Vallese che ha davvero battezzato male la situazione, avrebbe dovuto accompagnare sulla fascia giocatore numero 10 avversario, ma sempre una spina nel fianco Confente per la difesa della Clivense. Ha costato il giallo a Vallese. E allora altro tentativo di cross, stavolta è lo stesso Confente che si mette il pallone sul destro con l'intenzione di recapitarlo al centro dell'area di rigore. Eccolo il traversone, colpo di testa di Anastasi, poi Fabrini e Tenuti. Castellucci, Mehmedi sbaglia, poi arriva Beneduce, subisce anche fallo. Due piccioni con una fava per il numero 4 della Clivense che oggi è debuttato dal primo minuto, giocatore classe 98. Ancora il destro di Pavoni ad alzare la palla oltre la linea di metà campo.
limite dell'area, ancora Ferrari, stavolta non la prende neanche lui. Carradore un po' sbilenco, poi il tentativo di rovesciata, palla che resta lì, batti e ribatti. Intervento di Bellotti, forse un fuorigioco. Abbiamo però apprezzato il tentativo di rovesciata da parte di Inzerauto, che stava per recapitare la palla in fondo al sacco, a pochi passi da un Agresti un po' impaurito. Azione pericolosa con il duello tra Anastasi e Ferrari, che stavolta non ha visto vincitori. Di solito finora le ha prese tutte il numero 4 del Vestenanova. Altro intervento di Bellotti che si chiarisce con Beneduce. Ferrari al rinvio, non è prevista mai l'ipotesi del tocco corto. Palla in avanti. Bello lo stop volante di Tamiozzo. Beneduce, elegante nel controllo e nel passaggio per Vallese, aggredito da Confente. Sempre un duello molto interessante quello sulla fascia offensiva sinistra del Vestenanova. Eccolo qui ancora una volta lo vince Confente, stavolta non c'è fallo, va giù il numero 10 in maglia gialla. Anastasi bruciato sul tempo da Melchiori, però Motta ferma tutto, può far ripartire l'azione della Clivense, aggredito in maniera eccessiva dai giocatori del Vestenanova. C'è fallo qui da parte di Cengia. Ancora una volta Bellotti chiamato un po' a raffreddare gli animi. Si gioca con accanimento su ogni pallone in una partita che comunque finora è sicuramente corretta, gradevole anche sul piano sportivo disciplinare, come è giusto che sia vista la cornice di festa della giornata. Sul pallone Castellucci, che è il giocatore ammonito, ci eravamo sbagliati i contenuti. Palla in aria, colpo di testa di Anastasi, come spesso avvenuto, direttamente sul fondo. Scivola via il primo tempo, siamo a 1 minuto e 10 dal 45esimo. Regge finora il vantaggio messo a segno da Inzerauto dopo nemmeno 2 minuti di gioco. Mehmedi, stop, controllo e tentativo di passaggio fermato però. Poi ancora Castellucci. Anastasi aggredito come sempre da Ferrari, non riesce stavolta a servire Mehmedi. Uno dei migliori per i suoi sicuramente Ferrari, se non altro anche solo per il fatto di controllare soprattutto sul piano aereo il sempre pericoloso Anastasi. Non un compito da poco per il centrale difensivo del Vestena. Carradore, che ha sostituito, lo ricordiamo, Pagani alla mezz'ora del primo tempo. Pagani fortunato, ammonito anche nella stessa azione per il fallo su Anastasi, non proprio fortunatissimo quel momento per il numero 3 del Vestenanova. Pavoni toccato anche da Camponogara, sembrano scusarsi i due senza troppi strascichi. Arriva anche Bellotti ad assicurarsi della sportività del momento. Ramanzina verbale per il numero 9 del Vestenanova, che se la cava senza gialli. Gestita bene anche qui. 2 minuti di recupero, se abbiamo visto bene, indicati da Bellotti. Iniziano adesso. Pavoni. Continua il tifo imperterrito di entrambe le tifoserie, davvero uno spettacolo, ve lo assicuriamo, sul piano cromatico. Questi tifosi della squadra di casa, la RGV, reparto geriatrico Vestenanova, con questi cappellini a strisce orizzontali bianco-verdi. Attenzione alla Clivense che prova a chiudere in attacco. Anastasi, palla sul sinistro, messo giù. Calcio di punizione in zona pericolosa per il fallo guadagnato dal numero 9 in maglia Amaranto. Fallo è stato di Cengia, se non abbiamo visto male, lo stesso Cengia infatti ad andare a scusarsi con l'avversario. Se n'è già andato il primo dei 2 minuti di recupero decretati da Bellotti, quindi questa potrebbe essere l'ultima azione del primo tempo. Sul pallone c'è Pasinato, autore dell'assist per il gol che sta decidendo la partita.
4 uomini in barriera per il Vestenenova. Parte Pasinato, rincorsa corta con il destro e poi la grande parata, rimane lì e poi Mehmedi alle stelle da buona posizione, chiude con una grande occasione doppia, dobbiamo dire, la Clivense il primo tempo. Bellissima la parata di Agresti, tutt'altro che facile perché il pallone gli è proprio rimbalzato davanti e con qualche istante di anticipo sul nostro cronometro, per la precisione 9 secondi, Bellotti dice che può bastare così per il primo tempo. 1-0 per la Clivense che sta vincendo questa partita con il gol messo a segno da Inzerauto su assist di Pasinato al secondo minuto di gioco. Clivense che in questo momento scavalca lo stesso Vestenanova in testa alla classifica del girone B di terza categoria e si va negli spogliatoi. Amici sportivi, ci risentiamo tra qualche minuto. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Con la sua rete wireless a banda larga, Avelia porta internet senza limiti anche nelle aree non coperte dalla connessione tradizionale. Tutte le nostre offerte casa comprendono router Wi-Fi di ultima generazione, servizio di assistenza e portabilità del tuo attuale numero telefonico fisso. Non dovrai così più pagare il canone Telecom. Rete internet veloce ed affidabile per tutta la famiglia per navigare, giocare online o vedere i tuoi film preferiti in streaming. Scegli il profilo più adatto alle tue esigenze e senza vincoli contrattuali. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Fa vederli. Non avevamo nessun colore. Anche sabato bisogna che fai abbonamento. Siamo qua dietro di te.
Vai a fare le barriere, c'è che ti fermo. Ah, bene, proseguo. Sì, che andate a provare. Andato male con le mie C'è altri monarchi che faranno di proprio migliore. La guida che non si Fai un gemellaggio quando viene il ritorno avanti che troviamo un rotto di bike. perché anche qua che Prego. Bel gemellaggio alcolico. il dottore carico a destra. La bomba di chiamo la Prada. Non si ci mi spessa oggi. Prego. Due anni fa ci Hai chiesto al frigo, tanti che 2000 no, meno, io che una tifoseria così con beh, ma chi ci ha giocato qua 2 anni fa, che c'era un perché campionato. metà saranno giocatori non convocati, metà. Ci ha giocato qua ed è un disastro, cioè erano più o meno come oggi, anzi meno, metti un po' più della metà di oggi, ma fastidiosi, cioè nel campo ci stavamo attaccando, però ci sta, cioè visto così alla fine ci siamo persa. Monzi, lascia stare i bambini. Prego, se volete. Anche fate passare la gente se vogliono passare. Non fate ostruzionismo, fate ostruzionismo. Già. Giocare a Parigi porto io, 6 mesi stiamo con parola, che sembra tu sempre di cagare quelle date che è perfetta. Io non immagino. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud.
Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo tornati in diretta, amici sportivi, dal Comunale di Vestenanova, iniziato da 4 secondi il secondo tempo di questo big match del girone B di terza categoria. Si riparte dall'1-0 per la Clivense, firmato da Inzerauto, secondo minuto del primo tempo. Innanzitutto una rettifica doverosa da fare, ci hanno segnalato, grazie anche al portavoce Francesco, i tifosi della Clivense. Northside 94 hanno detto abbiamo sentito di questa notizia che già hai dato, di questo sorta di tempo zero, no? Di questo pranzo fatto con la tifoseria avversaria. È una cosa che non è successa, quindi dobbiamo semplicemente ammettere, abbiamo capito male nella conversazione prepartita con il presidente della squadra di casa. Attenzione a Inzerauto, al limite dell'area, vince un primo rimpallo, ne perde un secondo, poi si scontra contro i chili e i centimetri di Melchiori, che riesce in qualche modo a liberare l'area. Vitale, Beneduce, aggredito da Confente, riesce a liberare Mehmedi sulla destra, ancora in possesso del pallone la Clivense. Vallese vince un rimpallo, si avvicina all'area di rigore, va giù, calcio di punizione, vediamo se per lui o contro, sembra per lui. Così ha deciso Bellotti, che ha diretto i primi 47 minuti appunto di questa partita, il primo tempo, con la squadra ospite che sta per il momento scavalcando quella di casa in vetta alla classifica. Sul pallone c'è Inzerauto con il destro, abbiamo visto un gol molto bello messo a segno da lì da parte di Pellegrini pochi giorni fa. Prova infatti Inzerauto ancora una volta a coprire il suo Paolo Agresti, che anche nel primo tempo aveva risposto bene ad una punizione di Pasinato proprio nell'ultima azione, nella prima frazione di gioco. Altro intervento che vale sicuramente 6 in pagella per Agresti, incolpevole invece sul gol subito. Palla in mezzo, incornata a mettere fuori. Ancora Agresti dietro le bandiere del Northside 94 che sventolano davanti alle nostre telecamere. La palla però è per i giocatori di casa. Ce ne sono già andati quasi 3 minuti del corso di questa ripresa. Clivense 1, Vestenanova 0. Ricordiamo che tra una ventina di minuti inizia anche l'altro anticipo di questa 12ª giornata del girone B di terza, quello tra Virtus e Corbiolo. Vestenanova in avanti con il pallone ancora per Confente, solito duello con Vallese, costato il giallo nel primo tempo al difensore classe 2003. Poi un rimpallo, calcio di rigore, rimpallo, tocco con la mano da parte di Vitale, se non abbiamo visto male. Bellotti era lì, ci ha pensato su un secondo e mezzo e poi ha decretato questo calcio di rigore per il Vestenanova. Momento importante della partita, siamo al 4° minuto e sul dischetto si presenta il capitano di casa Fabbrini, che ha finora tirato e segnato il rigore, l'unico rigore del campionato per la sua squadra. Pronto con il sinistro Mirko Fabbrini, che la settimana scorsa ha compiuto 28 anni. Fabbrini contro Pavoni. Il fischio di Bellotti. Parte Fabbrini, sinistro, la parata!
Grande parata di Pavoni a mano aperta, non era facile, angolato, anche se a mezza altezza il tiro di Fabbrini. Al quinto minuto se ne va l'occasione più grande di tutto il match finora per il Vestena. La parata di Pavoni su Capitan Fabbrini, che quindi fallisce l'appuntamento con il suo secondo gol su rigore in stagione, con il quarto in totale in questo campionato. Resta in zona d'attacco il Vestananova, che deve subito scrollarsi di dosso sul piano emotivo quello che è successo. Altro calcio di punizione, lo ha conquistato Camponogara. Adesso si stanno un po' scaldando gli animi, c'è un giallo nei confronti di Motta, che diventa il quarto ammonito della partita. C'è anche il rosso adesso, il rosso, si accende il capannello, vediamo cosa succede, perché i giocatori della Clivense pensano si tratti di un errore. Che probabilmente viene infatti corretto. Così infatti confermiamo, giallo a Motta e il rosso non c'entra. È stato bravo qui Bellotti a rivedere i suoi passi, infatti come potete vedere e sentire gli animi si sono subito acquietati. È il quarto ammonito di una gara comunque corretta ma validissima, altro che sul piano agonistico. Pallone in mezzo, messo giù, e poi il tocco di Tomiozzo, se ho visto bene, che si è disperato, sfera a pochi centimetri dal primo palo difeso da Pavoni. Altra occasione per il Vestananova, che però, ricordiamolo, 2 minuti fa ha fallito la grande opportunità di pareggiare, vedendosi respingere da Pavoni il tiro del dischetto di Capitan Fabbrini. Ferrari, altro lancio per Camponogara, buona la spizzata per Tomiozzo, ancora 1 contro 1 con Motta, che stavolta se la cava senza fallo. Voleva però anche la rimessa laterale, troppe cose. Ancora Camponogara, area di rigore, bello il tentativo, ancora Motta, Cengia, Tamburi e Cori per i sostenitori sotto la nostra postazione. Ancora Camponogara, palla in mezzo, Pavoni sicuro sul suo palo a difendere la sua porta, pronto all'ennesimo rinvio di questa partita complicata per la Clivense. Vestananova non sta regalando niente, è vero, ha sbagliato un rigore, ma dobbiamo dire in questi casi ci si divide, no? Colpa del giocatore, merito del portiere. Potremmo fare un 51% per il portiere stavolta, perché la parata è stata veramente bella anche sul piano stilistico. Calcio di punizione per la Clivense, fallo dello stesso Fabbrini. Sul pallone qualcuno che è qui sotto al muretto e non si vede. In aria, stavolta la prende Melchiori e la allunga sull'altro lato. Arriva Motta, che anche lui i suoi chilometri se li è fatti questa gara, a tutta fascia, con le mani in area di rigore, palla corta però messa fuori. Attenzione, Vitale sinistro a Agresti, determinante Tomiozzo in fase di disturbo sul tentativo del sinistro al volo del giocatore in maglia amaranto. Tenuti, ha spinto, non si può fare da dietro con le mani sulla schiena dell'avversario. Ancora Fabbrini con il suo sinistro, sale anche Ferrari, che abbiamo visto essere decisamente una valida opportunità di testa. Eccolo qui, anticipato stavolta, e poi la grande parata, grandissima parata
di Pavoni. Che cosa ha preso il portiere della Clivense? Era in controtempo, se non abbiamo visto male il colpo di testa è stato di Confente, ma che cosa ha parato Pavoni? Stava andando con il corpo tutto a destra, sostituzione, non ce la fa più Confente, ha dato l'anima. Vediamo che numero ha il giocatore al suo posto, è il 18, se la vista non ci inganna sulla lavagna luminosa, il 18 porta il nome di Mirko Confente. Ammettiamo l'ignoranza, non sappiamo se siano parenti. E poi c'è un'altra sostituzione. Esce Mehmedi. Doppia sostituzione, anzi. È uscito anche Pasinato, mi sembra. Sono entrati il 18 e il 20. Olivieri e Cavallaro. Tenuti riesce a guadagnare palla e punizione. Li saluto. Dì che li saluto. Filippo Pellissier, saluti di Filippo Pellissier, vero? Sì, ti chiami Filippo, uno dei bimbi di Sergio che ci tiene a salutare in telecronaca diretta. Rinvio lungo dalle parti di Motta, che stavolta non ci può arrivare, questo difficile lancio alto in verticale. Secondo tempo che è iniziato davvero col brivido, con la grande doppia parata di Pavoni, prima sul rigore di Fabbrini, poi sul colpo di testa di Confente. Vestenanova che però continua, insiste, sta premendo, massimo sforzo in questa fase del match per la squadra di Beltrame, uscita dagli spogliatoi con la bava alla bocca. Resta giù un giocatore ospite, un dolore per Inzerauto che però sembra rialzarsi prontamente. Mortaretti e Fumogeni oggi al Comunale di Vestenanova per questo grande appuntamento con il calcio dilettantistico. Ripetiamo, di terza categoria c'è veramente poco, almeno per quanto riguarda la cornice, il momento, l'atmosfera, l'attesa, il colore. Molto bello vedere tutte queste persone, seguire questo appuntamento sportivo. Anche, attenzione, ancora in avanti la Clivense, lo scambio tra i due nuovi entrati, Cavallaro e Olivieri. Ne è uscito in qualche modo il Vestenanova, poi si gioca ancora. Inzerauto, fascia di sinistra, area di rigore, Inzerauto, palla in mezzo e non ci arriva Olivieri, che forse ha commesso anche fallo, così infatti punizione per il Vestenanova. Dicevamo, importante vedere insomma cornici di pubblico di questo tipo in epoca quasi, ormai speriamo, post-Covid, dopo tanti mesi di gare anche dilettantistiche senza nessuno sugli spalti. Oggi davvero una festa totale. Rinvio lungo di Agresti, Mortaretti, Tomiozzo sulla sinistra, sparisce sotto il muretto e sotto qualche berretto bianco-verde. Ci avviciniamo al quarto d'ora, ancora 1-0, risultato che ha traballato almeno due volte in maniera davvero importante in questo avvio di secondo tempo. Addirittura tifo con altoparlante. Palla in mezzo, colpo di testa di Castellucci, poi campanile altissimo. Camponogara, arriva il solito Ferrari, due volte la prende sempre lui. Attenzione al destro, molto bello di Camponogara, un po' debole. Ed eccoli qua i Fumogeni, guardate che meraviglia, Fumogeni e bandiere a scacchi. Sembra quasi di essere allo stadio del Celtic. Rinvio lunghissimo di Pavoni, Ferrari a vuoto stavolta.
Agresti, partita difficile per lui. Cengia, arriva Motta, ne anticipa uno, poi perde il contatto col pallone. Si resta lì. Mentre continuano ad aumentare le persone davvero qui al comunale, sembrano di più ogni istante che passa, con la nostra visuale che si restringe progressivamente. Calcio di punizione per Fabbrini, Vestena che attacca ancora, solito pallone con destinazione area di rigore. Lungo, allungata da Anastasi che si scontra poi con il solito Ferrari, resta giù, colpo doloroso alla schiena. Si intravede dietro ai fumogeni, sarà calcio d'angolo per il Vestena, ma Anastasi è rimasto per terra. Zona lombare. Tra 10 minuti intanto inizia anche l'altro anticipo di questa giornata tra Virtus e Corbiolo. Ricordiamo che domani invece le partite sono Atletico Squarà, Zai Golosine, Borgo San Pancrazio Arena, Crezi Edera e San Zeno Soave con turno di riposo per il Pozzo. Si tratta della 12ª giornata anticipata ad oggi. È ripreso intanto il gioco, palla in mezzo, lunga messa fuori da Tenuti, poi Beneducci anticipato, ci pensa Vitale, colpo al volo da parte di Cengia, palla lontana dal bersaglio. Pronto al rinvio Pavoni. Minuto numero 17, sempre 0-1. Ferrari con Anastasi, come sempre. Rinvio lungo con sfera destinata a uscire sotto la nostra postazione. Soliti duelli aerei a centrocampo. Olivieri, passaggio pericoloso. Attenzione, deve uscire Pavoni, protetto molto bene da Motta. Era in agguato Tomiozzo, che ha corso tantissimo. Beneduce in mezzo a due. Va giù, non c'è fallo. Poi buono il numero di Confente. Ancora una volta Bellotti deve intervenire per raffreddare un po' la situazione. Si spiegano i giocatori della Clivense, che però lasciano trasparire una certa ansia in questo momento della partita. Molto sul pezzo i giocatori della Clivense, molto attenti perché sanno che il risultato è in bilico, c'è in palio il primato del girone, anche se la squadra ospite, lo ricordiamo, ha giocato una partita in meno. Fabbrini, non ci arriva Tomiozzo, ci arriva Anastasi che scambia con Inzerauto, poi sceglie il lancio, non è una grande idea, palla che comunque perviene al numero 11 della Clivense. Tenuti, ancora Anastasi, sponda per Vitale, cerca e non trova Inzerauto, non molla un centimetro, il Vestena Nova che adesso vede la terza sostituzione, entra Soave per Camponogara. Partita di grande sacrificio per Camponogara, che non è riuscito a dialogare con Fente quanto ha cercato di fare. Melchiori difende il pallone e ha ragione perché guadagna la rimessa dal fondo sul pressing di Cavallaro. Motta
dribbling vincente su Oresti, oggi un po' in ombra. Inzerauto se ne va via, dribbling secco Inzerauto, area di rigore, pallone sul sinistro, in mezzo e poi il gol del 2-0 da parte di Olivieri. Azione meravigliosa di Inzerauto e al 20° la Clivense fa 2-0. Olivieri è entrato in campo da una decina di minuti. Un gol molto pesante perché è arrivato nel momento di massimo sforzo forse da parte del Vestena Nova, che aveva sbagliato anche il rigore. Ricordiamo, ecco qui l'abbraccio per Giulio Francesco Olivieri, classe 95, seconda presenza e già rete per il giocatore subentrato in questa ripresa a Pasinato. Ora deve reagire il Vestena Nova, che peraltro ha giocato un ottimo secondo tempo, praticamente in maniera costante nella metacampo avversaria. Ha avuto il demerito di non trovare il gol su calcio di rigore, per merito dobbiamo dire anche di Pavoni, che gliel'ha presa Fabbrini, e poi la grande occasione capitata sulla testa di Confente e la strepitosa parata ancora di Pavoni. Siamo già dall'altra parte perché il Vestena attacca. Tenuti, qualche problema di controllo, poi perfeziona tutto Castellucci, Vitale va giù, c'è fallo. Cerca sempre di mettere ordine il capitano della Clivense. Preziosa anche in questa circostanza la sua opera. E Pavoni naturalmente ha il solo obiettivo di sparare via più lontano possibile questa palla, anche se manca tantissimo, siamo nemmeno a metà del secondo tempo. Si è riaccesa intanto il tifo Marsai, che non si è mai spento, insomma, però naturalmente ha trovato nuova linfa in questo momento. Sostituzione fuori con il numero 2 Vallese, che ha avuto diverse difficoltà nel trattenere Confente. Vediamo chi è entrato al suo posto. Si tratta di De Pani. Va giù Inzerauto, non c'è fallo. Rinvio di Melchiori a cercare Oresti, che oggi l'ha vista veramente poco. Tenuti, Fabbrini, poi la spizzata tentata da Grimaldi, ma non è riuscito il tentativo del numero 2 in maglia gialla. Vediamo adesso il controcolpo psicologico, che può essere per assurdo peggiore rispetto a quello del rigore sbagliato per la squadra di casa. Anastasi, pallone sul destro, Agresti senza troppi problemi nonostante il rimbalzo irregolare del pallone. È immediato il rinvio del portiere in maglia verde. Oresti, Fabbrini, anticipato, c'è fallo da parte del capitano del Vestena, sì, l'ha presa prima Castellucci. E adesso sì, abbiamo scavallato la metà del secondo tempo con il risultato che vede la Clivense in vantaggio per 2-0 grazie al raddoppio messo a segno al 20° della ripresa dal neoentrato Olivieri. In avanti il Vestena, Tenuti la porta sull'esterno e provvede al rinvio con il sinistro. In campo il pallone, ottimo lavoro di Tenuti, perché poi Cengia la spara fuori. Con le mani Motta, più lontano possibile. Anastasi fermato. Olivieri anticipato, fallo da parte dello stesso numero 20, autore del gol, che sta dando un po' più di tranquillità alla squadra del presidente Pellissier. Clivense se l'è vista brutta nell'avvio di ripresa per la verva agonistica, il cuore del Vestena, che ha spinto, ha sfiorato il pareggio 2 volte, fermato solo da uno strepitoso Pavoni. Sicuramente a questo punto
uno dei migliori in campo. Tenuti. Tomiozzo e Motta, vince ancora Motta. Vitale, fallo, gamba tesa. Pronto al rinvio Pavoni. Olivieri stretto nella morsa degli avversari. Fabrini lotta, poi Anastasi non aggancia Melchiori, riesce a trovare Tomiozzo che però deve vedersela con Motta che è sempre un bel mastino, scambia molto bene con Beneduce, poi un accenno di scambio e poi Castellucci senza problemi su Pavoni, molto bene nell'anticipo sul diretto avversario che era lì in agguato. Si trattava di De Pani, entrato in campo da poco. Pavoni, Ferrari, Campanile in 2 contro 1, alla fuori per Olivieri. È il primo gol in campionato, si tratta del 7° marcatore diverso per la Clivense. Attenzione al rinvio di Agresti con i piedi. Beneduce, poi 2 volte Tenuti. Solita serie di palloni alti, stavolta è falloso l'intervento di De Pani. E ancora una volta, come vedete, sempre Capitan Fabbrini che va a incaricarsi di questi calci piazzati. Lo ha fatto purtroppo per lui e per la sua squadra anche in occasione del calcio di rigore che però è stato neutralizzato da Pavoni. Palla in aria, messa fuori da Anastasi, può abbozzare ancora il contropiede la Clivense. Beneduce messo giù, fallo e cartellino per Grimaldi. Che è il 5° ammonito di questa gara. Ripetiamo ancora, comunque tutt'altro che scorretta. Deve ricorrere alle cure mediche, vedete in panchina Vitale. Mentre proseguono le operazioni di riscaldamento di diversi giocatori della Clivense. Palla bassa stavolta per Motta, finta di corpo Motta, area di rigore, Motta, palla sul sinistro in mezzo. Protesta la Clivense per un tocco di braccio che non c'è e poi fallo guadagnato da Melchiori in uscita. Buon lavoro da parte del numero 5 del Vestenanova. Ha rischiato qui un po' il Vestenanova, non tanto sul tocco di mano quanto sulla fase di copertura, perché Motta era penetrato in area di rigore in maniera abbastanza agevole sulla sinistra. Non ha trovato, per fortuna della squadra locale, il pertugio giusto. Oresti, resta giù un giocatore del Vestena, poi si gioca sotto il muretto. Ferrari. Melchiori, altro lancio, troppo corto. Forse qui c'è il fuorigioco, ma c'è Motta. Eccolo qui il fuorigioco sul secondo tocco, non sul primo. Posizione irregolare da parte di Soave. Minuti preziosi per la Clivense, non tanto per il risultato che comunque la vede saldamente al comando, quanto per
abbassare, tenere calmo il clima agonistico, un'avversaria un po' smorzata da questo raddoppio di Olivieri. C'è ancora tempo però per tante cose. Ci prova il Vestena. Oresti, franco bollato in maniera efficace da Castellucci. Poi Cengia, buon lavoro, scambia con Ferrari, riesce a servire i suoi difensori. Vitale, Inzerauto, cerca una cosa difficile, ancora Ferrari, senza troppo badare all'estetica. Oresti la tocca per ultimo, ma Bellotti dice di no. Oresti voleva addirittura il calcio di punizione. Bellotti tiene fermo il polso di una gara che ha diretto in maniera coerente, nel senso di pochi fischi. Eccolo qui un altro cambio, esce proprio Fabbrini che si prende gli applausi del suo pubblico nonostante abbia sulla coscienza l'errore dal dischetto che poteva dare il pareggio. Al suo posto entra Munaretti con il numero 15. Calcio d'angolo per il Vestena Nova che, come vedete, non molla, spinto dai suoi colorati, numerosi, rumorosi e simpatici sostenitori, l'RGV. Palla sulla bandierina. E in mezzo, colpo di testa di Oresti, decisivo. L'intervento di De Pani che si ritrova la sfera sulla schiena e scherma così l'inzuccata del numero 11 in maglia gialla. Si va dall'altra parte allora con il destro, palla ad uscire, colpo di testa tentato ancora da Soave e Pavoni l'ha messa fuori. Attenzione a Cengia che lotta con Inzerauto, utile anche qui in fase di copertura. Poi buono il dribbling da parte di Munaretti, ne è entrato Carradore in mezzo a 4, tenta un traversone a metà strada tra due compagni di squadra, lì dove può operare indisturbato Pavoni. Grande prestazione del portiere della Clivense oggi, veramente. Ancora Ferrari, Tenuti, bello di testa il passaggio per Inzerauto, stop e poi destro. Idee chiare per il bomber della Clivense che ha rotto i sigilli della gara con il suo gol dopo meno di 80 secondi. Prova a insistere ancora a riaprire il Vestena Nova. La partita ha bisogno di un episodio anche sul piano emotivo per poi cercare il tutto per tutto nelle battute finali. Ferrari può provare a impostare, sceglie invece ancora una volta il lancio per Oresti. Attenzione, poi arriva con fente, scivola via il pallone e torna ancora da Pavoni. Sbagliato però il suo rinvio. Vitale, Anastasi, poi si scontra con Beneduce. Soave, non c'è fallo. Motta in mezzo a due, va giù anche lui, stavolta il fallo c'è. Un po' di confusione qui, tutti vogliono il fallo. Alla fine Bellotti dice si va verso la porta del Vestena. Castellucci ancora intenzionato a rilanciare lungo, mentre Pavoni arriva quasi a metà campo. Lancio in aria, Anastasi stavolta la prende. Inzerauto, bello il destro schermato da Grimaldi. Rivio di Agresti, Tenuti, Soave, poi Castellucci ancora, attenzione a Tomiozzo però sulla destra. Cerca l'1-2 con Soave, area di rigore che non arriva, giallo per Vitale se non vediamo male. Trattenuta qui al limite su Soave che è entrato bene in partita, dobbiamo dire.
ammonito Vitale. Sesto ammonito della gara. Un po' fiscale qui, direttore di gara, questa trattenuta sicuramente irregolare, ma provvedimento disciplinare forse un po' severo, almeno per quanto visto, per la condotta che ha tenuto l'arbitro per tutta la partita. Qui non è stato perdonato. Palla in mezzo, messa fuori, poi Olivieri, poi il destro al volo, interessante da parte di Munaretti, anche lui è entrato bene in partita, già ha toccato 3-4 palloni, non ha trovato però lo specchio della porta. Pavoni, se ne va anche il 34esimo minuto, ultimi 10 più recupero. Olivieri la tiene in campo sul pallone Ferrari che poi sparisce in fondo. Resta in zona d'attacco la Clivense. Solito copione con le mani lungo in aria. Anastasi prova a girarsi, poi in mezzo a due. Situazione sbagliata, destro al volo. Attenzione Inzerauto. Giù, Olivieri, sponda e poi il destro di Vitale, ribattuto. Non è finita, Beneduce si gioca su ogni pallone. De Pani guadagna un calcio d'angolo e anche qualche applauso, soprattutto il merito di tenere lì la sua squadra lontanissimo dalle zone pericolose. Traversone, colpo di testa e la rete di Anastasi, 3-0, 37esimo. Adesso inizia ad assumere dimensioni importanti per la Clivense questa vittoria, e anche, dobbiamo dirlo, in maniera un po' troppo severa per la squadra di casa, che fino a metà della ripresa è sempre stata in partita. Poi ci sta un po' il contraccolpo psicologico, no? Subito il secondo gol dopo il rigore fallito del possibile 1-1, trovarsi 0-2. Adesso Anastasi stavolta era da solo in mezzo all'area, uno così esperto e così alto e così bravo di testa. Stavolta non c'era a marcarlo Ferrari, che l'ha praticamente annullato sul piano aereo per tutta la partita. Quindi per Anastasi si tratta del quarto gol in campionato. Attenzione a Vestenanova, ruggisce d'orgoglio la squadra di casa. Cengia fermato al limite dell'area. Grimaldi, solito momento di sportellate con Inzerauto. Stavolta vince il numero 2. Oresti vince un rimpallo, ma ha commesso fallo su Motta, che dobbiamo dire non ne ha sbagliata una. Preziosissimo giocatore numero 3 della Clivense. Quindi su calcio d'angolo battuto da qualcuno che non abbiamo visto, perché nascosto naturalmente dalla visuale di Moretto e tifosi, Anastasi ha toccato comodamente nell'angolino. Un altro cambio intanto nella Clivense, è uscito lo stesso Motta ed è entrato Felici, se non abbiamo visto male, un giocatore di origini marchigiane. Anzi, eccolo qui. Eccolo qui il cambio. Esce anche Vitale, che ha messo come sempre sostanza e esperienza in quella zona del campo. Vitale di nome e di fatto per la sua squadra, il giocatore numero 8. Ed è entrato appunto Felici, giocatore numero 15, Filippo, classe 2001.
Palla in mezzo, siamo dentro l'area, Soave lotta e poi un'altra ribattuta della difesa della Clemense che non concede nulla. Siamo in area di rigore con sfera fuori, però e Pavoni può mettersi pallone dove vuole, guadagnare i 3 secondi, respirare. Siamo sullo 0-3, risultato saldamente nelle mani della squadra ospite. Vestenanova che si è progressivamente sgonfiato nel secondo tempo, soprattutto per merito di Pavoni che gli ha neutralizzato prima il rigore, poi il colpo di testa di Confente sullo 0-1, poi Olivieri decisivo, entra e segna il 2-0, forse il momento davvero decisivo della gara, e poi il sigillo di Anastasi. Non è finita però, attenzione a Cengia. Ferrari. Gioco fermo, palla per la Clemense, siamo al 41esimo, ancora 4 minuti più recupero di questa partita che dice che la Clemense scavalcherà il Vestenanova in vetta alla classifica del girone B di terza categoria, gli andrà sopra di 2 punti con una partita in meno. Ancora la Clemense in attacco, Felici, palla sparacchiata via, ancora Soave che senz'altro da encomiare per la sua generosità, palla che ci arriva a pochi metri, eccola qui. Resta in zona d'attacco il Vestenanova, siamo al limite dell'area, va giù o resti, non c'è fallo, rinvio, bello questo lancio poi per Inzerauto, fermato molto bene da Melchiori, ancora però la palla nel possesso del giocatore numero 11 con una rabona meravigliosa, riesce a servire Felici. Che cosa abbiamo visto, amici sportivi? Siamo in terza categoria ma c'è spazio anche per giocate così. Rabona di Inzerauto, tra l'altro efficace, riuscita nel tentativo di servire il compagno e ha fruttato anche questo calcio d'angolo dalla bandierina in mezzo, palla che resta lì, rinviata ancora da Melchiori, fermato Soave, ammonito adesso il numero 13 della Clemense che è De Pani. Ha fatto perdere qualche secondo allontanando il pallone. E adesso fase spezzettata, anche un po' più nervosa. Si spiegano Resti e Bellotti, il direttore di gara va a parlare con il numero 11. 2 minuti e mezzo al 90esimo. Ci sgola anche Beltrame, il mister del Vestenanova in panchina perché sente i suoi un po' troppo effervescenti, un po' troppo su di giri. Ci sta un po' di rabbia dopo aver giocato alla pari con la Clemense per un tempo e mezzo. Qui c'è calcio di punizione al limite dell'area. Ricordiamo che la Clemense nell'ultima partita era sull'1-1 fino a pochissimi minuti dalla fine nella busa dell'Edera. Ha trovato addirittura 4 gol nei minuti finali, uno dei quali su punizione segnò Braga che oggi non c'è. Allora sembra Cavallaro sul pallone. Pallone sul destro, parte il suo tiro, traversa, meraviglioso il tiro, il numero 18 della Clemense che si schianta contro la barra trasversale della porta di Agresti e per pochi centimetri non frutta lo 0-4. Olivieri, ogni pallone toccato veramente con sapienza a partire da quello che ha
portato al 2-0. Grande ingresso in campo, davvero uomo caldo. C'è un uomo per terra e sembra lo stesso Cavallaro forse. L'arbitro cerca di tranquillizzare, non sembra una cosa grave, anche se ancora giù il numero 18 della Clevense, che è stato appena protagonista di un gran tiro, collo pieno e incrocio colpito. Adesso si rialza faticosamente, con ancora qualche parola di troppo, mentre Olivieri si prica un pestone addirittura da Tenuti, che si è messo la fascia al braccio dopo l'uscita del suo capitano Vitale. 6 secondi al 90°, vediamo se riusciamo a intuire l'entità del recupero. Sono 4 minuti di recupero. Beneduce, bello il suo tocco all'indietro. Prova ancora il Vestenanova per cercare almeno il gol della bandiera. Oresti, traversone, Pavoni, senza fretta per guadagnare altri secondi, accompagnare all'uscita questa gara che vede la sua squadra vincere per 3-0 sul campo della ormai ex capolista del girone Vestenanova, che si avvia a incassare la prima sconfitta della sua stagione. Prima della partita il presidente Ivan Cerato ci raccontava di come la squadra abbia rinunciato alla seconda categoria dove sarebbe stata ripescata. Pensate, sarebbe stata la prima volta nella storia del Vestena la categoria più alta, ma ha detto Cerato no, noi vogliamo guadagnarla sul campo, giochiamocela qui. Attenzione alla Clevense ancora in attacco. Punizione per il Vestenanova. Se n'è andato 1 minuto e mezzo dei 4 di recupero. Rinvio di Ferrari a cercare Soave. Azione interrotta dalla perfetta difesa della Clevense, che anche oggi per ora ha mantenuto la porta inviolata, soprattutto grazie al suo portiere. Eccolo qui, Pavoni, decisivo assolutamente, con 2 parate strepitose nel momento più difficile della sua squadra e più delicato in assoluto della partita. A inizio ripresa, il rigore su Fabrini, la parata sul colpo di testa di Confente, e poi pochi minuti dopo da possibile 1-1 si è andati sullo 0-2. Qui bellissimo il lavoro del giocatore numero 18 Confente, appunto, l'altro però Mirko. Palla sul sinistro troppo lunga, se ne va sul fondo e verrà rimessa in gioco ancora da Pavoni. Manca 1 minuto e mezzo alla fine della partita. Qualche tifoso forse un po' deluso se ne va, ma è stata una grande festa, è stata una bella giornata, è stata una cornice di pubblico meravigliosa, colorata con fumogeni, con mortaretti, con tamburi, con cori, con bandiere, davvero all'altezza di due squadre che si sono giocate tutto per tutto e sono state in equilibrio al di là dello 0-1, almeno fino a metà della ripresa. Poi forse l'esperienza e la tranquillità degli uomini di Allegretti hanno fatto la differenza, anche sfiduciato il Vestenanova quando vedeva che il suo massimo sforzo non veniva premiato. Ancora la Clevense che chiude in attacco. Cengia, messo giù, e c'è anche il giallo per Cavallaro. Finisce qui la partita, vince la Clevense 3-0 sul campo del Vestenanova, lo scavalca in classifica, guadagna la vetta del girone B di terza
categoria. Le reti al secondo minuto Inzerauto su assist di Pasinato, al 20° Olivieri appena entrato in campo su assist dello stesso Inzerauto, e poi al 37° del secondo tempo il 3-0 di testa su calcio d'angolo di Anastasi, che ha fatto in quel momento l'unica cosa che gli è riuscita oggi in questa partita difficile di sacrificio, ma ha fatto la cosa giusta nel momento giusto e ha messo il sigillo alla gara determinando il risultato finale. Ha diretto Leonardo Bellotti di fronte a almeno 500 spettatori, ma forse di più, perché li abbiamo un po' provati a contare all'inizio, ma poi ne continuavano ad arrivare da tutte le parti, mancava solo quelli col paracadute o da sottoterra, e davvero non sanno più dove metterli qui a Vestena i tifosi. Penso che al bar abbiano fatto davvero ottimi affari in giornata, e come aveva detto il presidente Ivan Cerato doveva essere stata una bella giornata di festa, insomma, indipendentemente dal risultato per la squadra locale. Complimenti alla squadra di Sergio Pellissier e di mister Allegretti, che si guadagna la vetta del girone con il punteggio pieno, 6 partite vinte su 6, 18 punti, un gol solo subito, quello nella Busa dell'Edera la settimana scorsa. C'è tempo per il saluto sotto la Northside 94, eccola qui con bandiere e striscioni. L'applauso anche ai giocatori del Vestena Nova che, ripetiamo, fino a metà del secondo tempo sono stati all'altezza degli ospiti e della partita. Poi salito in cattedra Pavoni e ha messo il muro davanti alla sua porta prima dello 0-2 di Olivieri. Amici del calcio dilettantistico della Clivense di Teleradio Adige, da parte di Luca Corradi un saluto, un ringraziamento anche ai tecnici Andrea e Alex di Avelia, che come sempre ci hanno accompagnato in questa diretta. Alla prossima, buon weekend.